Professor Mauro Pascolini, in questo caso il cantiere Friuli investe nella cultura, cioè vuole aprire un discorso sulla cultura in una dimensione transfrontaliera. Con quali obiettivi? Ma gli obiettivi sono innanzitutto di mettere in dialogo realtà che sono molto simili, che forse per molto tempo non si sono parlate, ed entrambi in questo periodo, in un contesto di Europa, stanno dando il meglio di loro stesse, quindi idee, energie, progetti, soprattutto per queste terre ai margini, che non sono marginali, sono ai margini, ma come tutte le cose ai margini possono poi diventare centrali. Davorin Devetak, quali sono gli obiettivi specifici di Kino Atelier per questo seminario che si tiene oggi a Udine con Cantiere Friuli? Cultura e territorio. Abbiamo cercato di trovare su questo tema una cosa che interessasse oggi un pubblico sia interessato ma anche giovane su questi argomenti che ci sono vicini, la montagna, la natura. E sono temi che non sono solo nostri, sono anche di tutto l'arco alpino. E il professor Darko Bratina, da giovane, vivendo a Torino e lavorando di giorno presso la Fondazione Agnelli o all'università, poi però con il suo amico professor Giovanni Zanetti, che oggi è qui con noi, hanno fatto un bellissimo documento della Langa di quella volta, che è molto simile per certi aspetti alle nostre valli, nostre e anche della Slovenia. Dora Ciccone di Kino Atelier, quali sono i tratti essenziali del progetto dedicato a Darko Bratina, Fiducia oltre il confine? È un progetto che nasce sul territorio transfrontaliero del Friuli Venezia Giulia e unisce diversi partner nella realizzazione di un sito, un portale che vuole raccogliere e anche comunicare l'eredità di Darko Bratina, quindi in particolare gli scritti e il suo lavoro da sociologo, politico ma anche cinefilo, ma in questo modo anche mettere in relazione, dare voce a chi porta la sua testimonianza e chi erede oggi del suo lavoro, sia culturale che politico, quindi è un tentativo anche di mettere in relazione diversi aspetti della vita e della politica transfrontaliera che inevitabilmente si relaziona tra Italia e Slovenia e che appunto vive ed è anche vissuta da chi vive questo territorio e da chi lavora su questo territorio, quindi sono istituzioni sia della minoranza slovena ma anche come l'università aperte a chi vuole conoscere e è curioso di sapere la storia di questo territorio. Professor Giovanni Zanetti, che esperienza è stata fare un film con Darko Bratina? Che cosa le ha dato e che cosa volevate raccontare con questa opera? Io ho conosciuto Darko Bratina a Torino come sociologo e come appassionato di cinema e con lui ho avuto modo di scambiare molte idee. Io volevo fare questo film perché sono di origine langarola, quindi le langhe hanno direi due manifestazioni, una parte langa del piano che è una langa ricca e una parte della langa che invece va verso le montagne, diciamo un pre-Alpi marittime. E questa parte di montagna, come tutte le parti di montagna, nell'evolvere dello sviluppo economico ha visto assottigliarsi la sua possibilità di esistenza perché lo sviluppo ha interessato la piana, quindi la città di Torino, la città di Alba, la città di Cuneo, anche la zona delle langhe ricche hanno assorbito, no? E come sempre avveniva nel tempo, questa parte piana direi, vedeva la montagna e le colline delle langhe come la parte bella, la parte aulica, la parte romantica, no? Ma non la parte necessariamente produttiva. Anzi, direi che da quella parte normalmente si traggono risorse, si trae l'acqua, si trae direi, una parte delle risorse naturali proprio per poter esercitare l'attività in città. Ora tutto questo in qualche modo provoca uno svuotamento di queste zone, mancano le condizioni di vita e quindi chi conosceva l'Alta Langhe, io lo conoscevo per via di mamma, no? E per aver vissuto anche in parte lì, vedeva con tristezza questo abbandono che caratterizza
caratterizzava molte delle località rurali piemontesi anche, come credo un po' in tutto il mondo. E quindi mi è venuta l'idea di provare a indagare cosa capitava lì e ho visto queste frazioni di questi paesi che si erano proprio abbandonati, svuotati, venivano fuori macerie a quel punto lì. E allora forse è il caso di descrivere queste cose. E mi sono rivolto a Bratina, ad Arco, col quale avevo lavorato, ho fatto un libro, l'impresa innovativa, quindi lavoravamo anche sulla parte scientifica della sociologia, e gli ho detto: senti, tu sei la persona giusta per scrivere il commento di questo film. E lui ha preso la penna, l'ha scritto, io l'ho letto, mi andava bene e l'ho messo dentro. Quindi il film è venuto fuori così spontaneamente e l'ho rivisto in questi giorni, è roba del 1970, fine 70, però ha ancora attualità, anche se adesso, grazie a Dio, anche l'Alta Langa ha preso un certo rifiorire, un certo sviluppo. Ecco, non è ancora lo sviluppo definitivo, ma qualche cosa di meglio c'è. Ecco, non credo per il film, insomma, però allora coglieva un problema che è un problema che hanno tutte le zone periferiche ancora oggi del Piemonte, della Valle d'Aosta, dove ci sono montagne belle, le montagne alte si sviluppano in un certo modo e la parte piana è quella che si avvale di queste cose. E anche quando c'è uno scambio per il turismo che porta attività in queste zone, non sempre è una fonte benefica, perché molto spesso sono capitali che dal piano vanno là, fanno delle operazioni e traggono poi i profitti, traggono i frutti. Questo è un po' il discorso che ancora oggi è presente e deve essere anche in qualche modo recuperato. È un problema che va affrontato. Nicola Strizzo, l'Università di Udine, oggi a Cantiere Friuli, e tante testimonianze che danno l'idea di come sia possibile e fruttuosa la collaborazione in ambito transfrontaliero. Esattamente, hai proprio colto il punto, rivivere il confine, e questa esperienza nasce nel solco di un'esperienza più grande che è raccogliere il lavoro e la testimonianza di Darko Bratina, un progetto che è nato ormai un anno e mezzo fa con un convegno che univa Università di Udine, Università di Trieste e Comunità Slovena su Gorizia, poi è ripartito con un progetto più grande finanziato dalla Regione, questa volta proprio dal titolo Fiducia oltre il confine, tra cinema e sociologia per un percorso che riscopra Darko Bratina. Questo è uno di quei momenti importanti dove ci sono tutte queste esperienze di attori che vivono il confine, chi proprio sul confine vedremo, chi da una parte e dall'altra, e ha cercato quindi di rafforzare attraverso dei cluster, attraverso delle iniziative culturali, reinventandosi un paesino come Topolò, diventando quindi un festival internazionale, o anche l'identità culturale e enogastronomica del territorio, raccogliendo qualcosa, raccogliendo le radici, quindi proponendo un retaggio culturale fatto dalla comunità friulana, dalla comunità slovena, ma anche dalla comunità tedesca. Questo è quello che noi vogliamo offrire ed è una magia si è creata, perché andando a ricercare il lavoro fatto da Darko Bratina abbiamo ricostruito ponti e scoperto tantissime persone che l'hanno conosciuto, che sono volute intervenire, che sono intervenute in passato, per cui stiamo costruendo effettivamente in una persona che ha cercato di costruire ponti oltre il confine, con questi progetti li stiamo costruendo ora. Josko Sirk, la Subida, Cormons, un operatore turistico, un imprenditore. Quali visioni, quali ispirazioni, anche quali spunti critici ha tratto dalla visione di questo film di Darko Bratina? Purtroppo ho l'età che molte di quelle scene e molte di quelle facce le ho conosciute, le ho vissute di persona e ho seguito molti di questi personaggi e la loro storia. Non posso non prendere atto che c'era un sogno comune che si è avverato per loro in una maniera eccelsa, per noi a metà. E da qui la riflessione, forse anche l'esempio da seguire. Il sogno è da finire.